buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Omicidio a Palermo, una giovane di 32 anni ucciso a colpi di pistola nella zona di Bocca di Falco. Fermato il padrone di casa della vittima. Alla base del delitto sembrerebbe esserci un affitto non pagato. La cocaina viaggiava tra Marsala e Catania sulle auto a noleggio. 11 indagati, tra i 7 arrestati un catanese, già fermato nei giorni scorsi in un'operazione dei carabinieri sul traffico di droga gestito dal clan Cappello. Corleone non vuole Riina Junior, il comune approva un ordine del giorno che auspica l'allontanamento del figlio del capomafia che non ha mai preso le distanze da Cosa Nostra. Il sindaco ai nostri microfoni, da qui se ne deve andare. Primo incontro in carcere tra Matteo Messina Denaro e Lorenza Alagna, la figlia non riconosciuta che ha sempre rifiutato di ossequiarlo come boss. Mondello ritrova il suo pontile, la borgata marinara palermitana torna a godersi la passeggiata a mare. Dopo un anno e mezzo di inagibilità la struttura è stata restaurata e riconsegnata alla città. Indiana Jones al Taormina Film Fest, Harrison Ford e Johnny Depp tra le prime star annunciate alla prossima edizione della Kermesse. Il 23 giugno il galà di apertura dedicato a Luciano Pavarotti. Calcio, il Catania scalda i motori in vista della Pool Scudetto, si comincia domenica in casa col Sorrento, sarà l'ultima gara stagionale al Massimino. Pallanuoto a Orizzonte in vasca ennesima per gara 2 della finale tricolore. La Nuoto a Catania festeggia la salvezza. Trovati. L'inquilino non paga l'affitto e il padrone di casa lo attende di buon'ora e gli spara. Sarebbe questa la storia che sta alla base dell'omicidio di questa mattina a Palermo. Un uomo di 32 anni è stato assassinato nel quartiere Bocca di Falco e per il delitto i carabinieri hanno fermato il padrone di casa, un 77enne rintracciato in un centro commerciale. Manlio Viola. Affitti non pagati ripetutamente e questioni economiche in sospeso. Ci sarebbe questo dietro l'omicidio di Aleandro Guadagna, di 32 anni, assassinato questa mattina con colpi d'arma da fuoco davanti al portone di casa in via Molini 32 a Bocca di Falco, quartiere alla periferia di Palermo. Ad ucciderlo sarebbe stato il proprietario di casa, un uomo di 77 anni adesso fermato dai carabinieri. L'indiziato dell'omicidio è stato rintracciato all'interno del centro commerciale La Torre nel quartiere Borgo Nuovo. Nei pressi della sua abitazione è stata trovata l'auto all'interno della quale c'era un fucile. Sul luogo del delitto sono state recuperate invece alcune cartucce e adesso i reperti verranno paragonati. Il presunto assassino è stato portato in caserma al comando della compagnia San Lorenzo per eseguire l'esame tecnico necessario per accertare se ci siano tracce di polvere da sparo addosso all'anziano. Le indagini si erano subito indirizzate sul padrone di casa. I carabinieri erano prima andati nell'abitazione dell'uomo ma non lo avevano trovato. Ai militari però i familiari hanno raccontato che il loro congiunto era uscito presto di casa lasciando una lettera nella quale diceva: sto andando a sistemare la questione degli affitti non pagati con l'inquilino. Nessuno però aveva immaginato il drammatico epilogo. Drammatiche per intero le fasi del delitto. L'omicida, secondo la prima ricostruzione a caldo, avrebbe atteso che Aleandro Guadagna uscisse dal portone e avrebbe fatto fuoco. I familiari di Guadagna, sentiti i colpi, hanno subito chiamato il 112. Un'ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti, ma ai medici non è rimasto che constatare il decesso. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo ricostruivano il retroscena del delitto. Alcuni testimoni hanno raccontato di quelle liti per gli affitti non pagati al padrone di casa e le indagini hanno subito imboccato questa pista che ha portato al fermo del proprietario dell'immobile. Fiumi di cocaina sull'asse Catania-Marsala, 11 gli indagati, 3 in carcere, fra questi un 45enne catanese arrestato nei giorni scorsi in un'operazione dei carabinieri di Catania sul traffico di stupefacenti gestito dal clan Cappello. Laura Spanò. La città di Marsala ancora al centro di un vasto traffico di cocaina, questa volta la droga arrivava da Catania. Nella città lilibetana è stato accertato dai carabinieri ogni mese sarebbero giunti 2 kg circa di cocaina. Con l'accusa di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nella notte i carabinieri della compagnia di Marsala, al termine di una serie di indagini, hanno messo fine a un vasto traffico di cocaina sull'asse Catania-Marsala. Il bilancio dell'operazione antidroga vede 11 indagati, 3 in carcere, 3 a domiciliari con braccialetto elettronico,
traffico, 5 obblighi di dimora nel comune di Marsala e ancora 2 società di vendita e noleggio veicoli con sede a Marsala e riconducibili ad uno degli indagati sottoposto al sequestro preventivo. Tra le persone destinatarie dell'ordinanza del GIP di Marsala vi è il presunto corriere catanese Lorenzo Agatino Abate, 45enne, arrestato nei giorni scorsi in un'operazione dei carabinieri di Catania sul traffico di stupefacenti gestito dal clan mafioso dei Cappello, 3 le donne finite ai domiciliari. Dalla ricostruzione degli inquirenti, alcuni degli indagati avrebbero organizzato in occasione il trasporto della droga da Catania a Marsala utilizzando autovetture a noleggio intestate a 2 società marsalesi. La cocaina, una volta arrivata in città, veniva ceduta a pusher locali per l'approvvigionamento delle piazze di spaccio cittadine. L'indagine dei carabinieri aveva già consentito di arrestare in flagranza 7 persone e sequestrare 3 kg di cocaina e circa 40.000 euro in contanti provento dell'illecita attività. Nel corso delle indagini i carabinieri avevano anche intercettato e bloccato nei pressi di Marsala un catanese e un marsalese, entrambi percettori di reddito di cittadinanza, che nel vano bagagli di un'auto a noleggio nascondevano 2 lastre di materiale bianco del peso di oltre 2 kg, rivelatisi poi essere cocaina con una percentuale di purezza elevatissima. Lo stupefacente avrebbe fruttato, una volta tagliato, oltre 200.000 euro. Lo scorso 17 febbraio i carabinieri, sempre a Marsala, avevano sgominato 3 gruppi di spacciatori in concorrenza tra loro e ciascuno guidato da una donna. La droga, crack, eroina e cocaina in quel caso arrivava dalla Calabria e da Palermo. Il comune di Corleone ha chiesto l'allontanamento di Salvo Riina, figlio del boss mafioso, tornato a vivere nella cittadina lo scorso 4 aprile, senza avere mai preso le distanze da Cosa Nostra. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la mozione del sindaco Nicolosi, che ai nostri microfoni parla di grave danno di immagine per i tanti corleonesi che vogliono liberarsi di un passato pesante. Emanuela Corsi. Riteniamo inquinante la presenza di Riina a Corleone, che nel libro che ha scritto recentemente, che si intitola Riina, dice Corleone è il luogo in cui posso andare a vivere. No, non è più così. È la ferma posizione del sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, che dice no alla presenza di Salvo Riina, figlio dello storico boss di Cosa Nostra, tornato a vivere in città lo scorso 4 aprile dopo anni di detenzione. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità nel pomeriggio di ieri la mozione presentata dallo stesso primo cittadino e dalla Giunta per l'allontanamento dell'uomo da Corleone, chiedendo al governo Meloni di intervenire. Il governo nazionale in particolare ha il potere di disporre una residenza diversa, obbligando il soggetto a vivere in un posto diverso. Il comune ha dato la residenza a Riina Junior senza informare il sindaco, che una volta presa la notizia ha subito avviato un'indagine interna con il dirigente dell'anagrafe e il comandante della polizia locale. E abbiamo ritenuto ancora più importante convocare un consiglio partecipato da tutti gli eletti al consiglio comunale di qualsiasi parte politica, che hanno condiviso un documento di rifiuto di ricadute su logiche di mafia rappresentate anche dalla presenza di questo personaggio a Corleone, che non è gradito e di cui chiediamo l'allontanamento. Corleone e i corleonesi, ribadisce più volte Nicolosi, vogliono smarcarsi definitivamente da un passato di mafia e malaffare. Abbiamo colto che questa presenza suscita preoccupazione, suscita forse ancora qualche timore, per cui se lo si incontra per strada lo si saluta cordialmente come non dovrebbe accadere. Tra le motivazioni della richiesta c'è anche il fatto che l'uomo non ha mai preso ufficialmente le distanze da Cosa Nostra. Se dovesse pentirsi e con i fatti, oltre che con le parole, rinnegare il passato che ha rappresentato, che lo hanno caratterizzato lui e la sua famiglia, può vivere a Corleone. Fino a quando questo non avverrà è bene che stia lontano da Corleone. Primo incontro fra il boss Matteo Messina Denaro e Lorenza Alagna, la figlia naturale mai riconosciuta. La ragazza, che finora non aveva avuto rapporti con il padre, non aveva voluto averne, si è presentata in visita al supercarcere dell'Aquila, dove il boss è recluso. Manlio Viola.
Dopo i dettagli sull'interrogatorio che rivelano il carattere irriverente del boss Matteo Messina Denaro e dopo la conferma di beni probabilmente nascosti dal padrino, si apprende del primo incontro dell'ex primula rossa della mafia trapanese con la figlia mai riconosciuta. È stata lei ad andare in carcere ad incontrare il padre. Lorenza Lagna, 26 anni, alla fine ha fatto il suo passo. La giovane ha quindi deciso di varcare la porta del supercarcere dell'Aquila dove Matteo Messina Denaro è recluso. Lorenza Lagna è la figlia di Franca Lagna, la donna con cui Messina Denaro ha avuto una storia, ma lui, il boss, non ha mai riconosciuto quella figlia, tanto che lei stessa aveva deciso di tenere all'anagrafe il cognome della madre. Atteggiamenti che non sono mai piaciuti al boss di Castelvetrano e non ne faceva mistero nei pizzini. In uno di quelli la figlia non riconosciuta veniva indicata come la sciacqualattughe, un termine usato per identificare la ragazza in una lettera indirizzata alla sorella, Giovanna, nella quale parla di Martina Gentile, la figlia invece della maestra Laura Bonafede, anche lei arrestata per favoreggiamento, cresciuta quella come una figlia pur non essendolo. Nei covi però sono state trovate anche lettere mai spedite che dovevano essere indirizzate proprio alla figlia biologica, nelle quali invece le si rivolgeva con termini amorevoli e la invitava a stare lontana da certi mondi pericolosi. Testimonianza di un uomo combattuto nei sentimenti, a prescindere dall'essere boss. Riecco il pontile di Mondello. Dopo 1 anno e mezzo di inagibilità è stato restaurato e riconsegnato alla città. Ieri sera l'inaugurazione. Marco Gullà. Per molti è stato il pontile dell'amore, per altri un punto di riferimento dove incontrarsi. Torna ad essere fruibile il pontile di Mondello situato davanti alla piazza della Borgata Marinara Palermitana. Ieri è avvenuta l'inaugurazione dopo il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione finanziati dall'assessorato regionale delle infrastrutture. A distanza di 1 anno e mezzo dalla chiusura a causa del sequestro da parte della Capitaneria di Porto per chi è insicuro, è stato restaurato con fondi della regione siciliana. I lavori, in tutto circa 400.000 euro, oltre all'abbellimento estetico, hanno permesso di rifare le strutture portanti, garantendo la sicurezza della passeggiata a mare. Anche l'illuminazione è stata potenziata con luci a LED a basso consumo. La vita di noi palermitani, di tanti turisti che fanno tappa obbligatorio anche in questo molo. Questo molo mi ricorda la mia gioventù, la mia fidanzata oggi moglie, i miei figli. Chi non ha trascorso dei momenti bellissimi attraversando questo molo, devo dire fantastico ma magico, ecco. Riconsegnato non solo a Mondello ma alla cittadinanza, ai palermitani, ai turisti questa meravigliosa infrastruttura che per Mondello è un simbolo ma anche per la città. Ringrazio veramente chi ha collaborato, il Comune di Palermo, la Regione, l'Assessorato Infrastrutture, il Dipartimento Regionale Tecnico. Tutti hanno fatto la loro parte. E in vista della stagione estiva, il pontile di Mondello è un valore aggiunto per tutta la Borgata Marinara. Credo che non ci sia palermitano che non abbia calcato questo pavimento fino ad usurarlo piacevolmente. È un bene quindi che si sia ripristinato in chiave moderna questo punto che lega Palermo alla sua Borgata Marinara, ma credo che bene abbia fatto la Regione a regalare alla nostra città questo manufatto. Occorre adesso continuare a impegnarsi per migliorare, qualificare, fare crescere ulteriormente la nostra città, che per fortuna continua ad essere meta importante di turismo e di attrazione. Harrison Ford e Johnny Depp sono tra le prime star internazionali annunciate al prossimo Taormina Film Fest. Il 23 giugno il galà d'apertura dedicato a Luciano Pavarotti. L'intera stagione estiva sarà all'insegna del cambiamento. La Fondazione Taormina Arte si riappropria della gestione e della produzione degli spettacoli tra musica, danza e prosa. Roberta Lunghi. Sarà la stagione del cambiamento, parola d'ordine per il Taormina Film Fest, così come per la Fondazione Taormina Arte, che considera la stagione estiva 2023 come un anno zero. Lo start proprio con l'attesa 69esima edizione del Taormina Film Fest, dal 23 giugno al 1 luglio, con l'annuncio di un primo grande evento internazionale. Ci sarà la proiezione dell'ultima puntata della saga di Indiana Jones,
e ci saranno tutti i protagonisti, da Harrison Ford, tutto il cast. L'anteprima dell'ultimo capitolo della saga di Indiana Jones è un primo successo legato al lavoro della direzione artistica del festival, in questo caso dovuto ai rapporti con la Disney del direttore esecutivo e co-direttore artistico insieme a Beatrice Venezzi, Barrett Wiseman. Sul palco del Taormina Film Fest anche Johnny Depp, il 23 giugno invece il gran galà d'apertura. Noi abbiamo deciso di dedicare questo gran galà alla figura di Pavarotti. Ci saranno artisti straordinari, abbiamo un connubio con Nicoletta Mantovani che ha voluto fortemente questo evento a Taormina, quindi partiamo con un evento che aprirà e che concentrerà i riflettori di tutto il mondo su Taormina e sul palcoscenico del Teatro Antico. Per Taormina Arte sarà una ripartenza vera, all'insegna del bello, del ritorno alla gestione interna di tutta la programmazione, delle produzioni e coproduzioni, degli spettacoli in collaborazione con enti e fondazioni nazionali e internazionali, della volontà piena di raccontare Taormina al mondo attraverso l'arte e la sua forte capacità attrattiva. La Fondazione vuole ricominciare a occuparsi della produzione e questo avverrà sicuramente con le produzioni delle opere che porteremo al Teatro Antico quest'anno e che quindi restituiscono alla Fondazione la titolarità di soggetto produttore. Un calendario rivolto alle nuove generazioni con l'arrivo di influencer che proprio a Taormina presenteranno i propri corti, una serata di gala con i nastri d'argento e nell'ambito dello spettacolo dal vivo il programma Arte e Musica dal 2 luglio ad agosto inoltrato con un cartellone ricco di produzioni originali tra cinema, musica, danza e prosa che verrà svelato nei dettagli il prossimo 6 giugno durante una conferenza stampa alla Regione. Facciamo una breve pausa, subito dopo l'avvicinamento del Catania alla pool scudetto di Serie D. Vi aspettiamo. Riprendiamo con il calcio, domenica scatta la pool scudetto di Serie D, il Catania debutterà in casa contro il Sorrento, in ogni caso sarà l'ultima partita stagionale al Massimino, poi indisponibile per i lavori al Manto Erboso. La squadra di Ferraro, dopo la promozione in Serie C, punta a regalare un'altra gioia ai tifosi rossazzurri e l'attaccante De Luca conferma: vogliamo arrivare sino in fondo. Angelo Gagliano. Vinto il campionato, il Catania ha già messo nel mirino lo scudetto di Serie D, un traguardo ambizioso per la giovane società del presidente Pellegrini. Si comincia domenica al Massimino contro il Sorrento, sarà l'ultima partita casalinga stagionale per la squadra di Ferraro che giocherà, come da regolamento, il secondo turno del triangolare contro la vincente di Brindisi e Cavese in trasferta. In caso di approdo in semifinale, i rossazzurri poi giocherebbero la sfida interna in campo neutro per consentire i lavori di rifacimento del Manterboso del Massimino ed il completamento del restyling dell'impianto di Piazza Spedini. La finale della pool scudetto, lo ricordiamo, è in programma sabato 10 giugno e si giocherà in gara unica. Un appendice di stagione che il gruppo di Ferraro punta a vincere per regalare l'ennesima soddisfazione ai tifosi e alla città. Ci teniamo tutti a fare bene, comunque sono delle partite dentro fuori. Ma ripeto, noi siamo comunque il Catania, ci teniamo a far bene e vogliamo arrivare in fondo. Poi è normale che tutti noi vogliamo far bene, vogliamo far gol e portare a casa questo scudetto. 7 gol in campionato, De Luca non nasconde di volere proseguire anche per il prossimo anno in rosso-azzurro. Il Catania comunque è una piazza che ti dà tanto sotto tutti i punti di vista, quindi mi ha dato tanto, perché comunque vedere la passione, la gente, i bambini che ti fermano, che ti abbracciano, penso che sia qualcosa di unico, no? Quindi spero di andare avanti con questa maglia. La sfida con il Sorrento di domenica al Massimino è in programma alle 16 e da oggi fino a venerdì la società ha riservato dei prezzi speciali per gli abbonati che al momento dell'acquisto dovranno esibire però la WeCard, biglietti già disponibili anche per i non abbonati. Da domenica scattano anche i play-off e i play-out. Il Licata giocherà il primo turno degli spareggi promozione in trasferta sul campo dell'Ocri, mentre il Trapani ospiterà il Lamezia Terme. Per effetto della ulteriore penalizzazione di un punto alla Real Aversa sono invece cambiati gli accoppiamenti per i play-out. Il Ragusa affronterà in casa il Real Aversa, mentre il Paternò giocherà in trasferta contro il San Luca. Tutte le partite sono in programma alle 16.
Giorni importanti per la pallanuoto catanese, grande attesa per l'Orizzonte che questo pomeriggio affronta nella piscina di Nesima la SIS Roma in gara 2 delle finali scudetto femminili. Esulta la Nuoto Catania che supera l'Anzio ai rigori in gara 3 dei play-out e festeggia la permanenza in A1 maschile. Tonino De Mana. Servirà la partita perfetta per riportare in parità la serie scudetto e sperare nell'ennesimo tricolore, il 23esimo della storia. Contro la SIS Roma, vittoriosa per 13-12, l'Orizzonte Catania dovrà fare tesoro degli errori commessi in gara 1 che hanno portato le giallorosse al sorpasso dopo aver rimontato addirittura 5 gol di svantaggio. Distrazioni ed un pizzico di sfortuna hanno compromesso il risultato, così il match di oggi a Nesima suona già come l'ultima spiaggia perché un'eventuale sconfitta porterebbe la serie sul 2-0 con le capitoline che avrebbero la possibilità di chiudere i giochi già sabato a Roma. Ipotesi che nessuno alle falde dell'Etna vuole prendere in considerazione. Per questo motivo le ragazze di Martina Miceli, detentrici del titolo italiano, vanno a caccia di una prestazione tutta a cuore e muscoli dove la testa avrà un'importanza fondamentale. Al resto ci penserà il pubblico di casa che si preannuncia numeroso e caloroso. Vi aspettiamo numerosissimi alla piscina Nesima di Catania per l'incontro di gara 2 di finale scudetto tra Equipe Orizzonte e SIS Roma. Vi aspettiamo numerosissimi perché abbiamo bisogno di voi. Un saluto e un abbraccio da Daphne Bettini e da tutta l'Equipe Orizzonte. Ingresso gratuito nell'impianto di Nesima con la società Etnea che invita gli appassionati ad arrivare con congruo anticipo rispetto allo start previsto alle 18 per evitare il caos sulle tribune. Dal sogno scudetto dell'Orizzonte alla miracolosa salvezza in Serie 1 maschile della Nuoto Catania che in trasferta nella gara 3 delle semifinali play-out recupera 4 reti all'Anzio, ottiene il 10-10 a 4 secondi dalla Sirena con gol di Guimarães e vince ai rigori in un finale al Cardiopalma certamente non adatto ai deboli di cuore. Caruso ipnotizza Goreta, così capitan Giorgio Torrisi ha nelle mani il pallone della salvezza. Tiro deciso e gol per il definitivo 13-14 che manda in estasi i rossazzurri. La serie A1 è salva in una serata che rimarrà a lungo nella mente e nei cuori dei protagonisti e degli appassionati della pallanuoto. È normale che sia tornato a Corleone Salvorina, uno dei due figli del sanguinario capo di Cosa Nostra dei tempi delle stragi. Giovanni, il fratello maggiore, è all'ergastolo per omicidio e droga. Il sindaco Nicolosi e il consiglio comunale, avete sentito, sono convinti di no e ne chiedono l'allontanamento. Ora, è vero che Salvorina ha finito di scontare in carcere una pena di 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa e dopo ha collaborato con un'associazione per il recupero dei tossicodipendenti e seppure laureato, ma la Procura di Palermo l'ha definito di persistente pericolosità sociale, mentre lui in un libro ha scritto di non sapere nemmeno cosa sia la mafia. Ma pensa. Ciò che preoccupa soprattutto il primo cittadino è il fatto che a Corleone stanno per arrivare i 36 milioni del PNRR, una cifra che è maggiore di quella che arriverà ad Agrigento, a Enna, a Caltanissetta. Questo per un piano di rinnovamento urbano. Sono soldi che, dice Nicolosi, vanno tutelati, perché il sindaco teme che personaggi politici in auge 6 anni fa, quando il comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, possano trovare il contesto giusto per riemergere, proprio ora che mancano 6 mesi al nuovo voto amministrativo. E forse adesso tutti gli alfieri dell'antimafia farebbero bene a non lasciare soli Nicolosi e il suo comune a combattere la loro battaglia concreta per il rinnovamento e la legalità, il rinnovamento di tutta la Sicilia, non solo di Corleone. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20. Grazie e buon pomeriggio.